Carissimi amici telespettatori, oggi vogliamo parlare della donna, un essere così bello, così sensibile, ma che purtroppo alle volte si può trovare di incontrare delle donne false, delle donne cattive che fanno del male agli uomini. Allora, che cos'è che porta questa donna a comportarsi in questo modo e a rovinare la vita di un uomo? Cioè, tu Ciccio, che cosa ne pensi? Perché Ciccio ha avuto una brutta esperienza da parte sua. Secondo te che cos'è che può indurre una donna a che non è male, a che si comporta in questa maniera, che dice le bugie, falsa, esageratura, è pronta proprio a rovinare la vita di un uomo? Secondo te come mai? Per me è quello che fanno le donne, certe donne, oddio, non so tutti che le fanno, però la maggior parte su tutti i film, su tutte bugiarde, false, che fanno una... Aspetta, scusami. Sì. Ha avuto una telefonata. Scusate l'interruzione. Perciò, continuiamo qua con Nicola. Allora Nicola, secondo te? Io penso che una donna arriva in questo modo, sai, che con l'aiuto del maligno, che il maligno è in mezzo a tutte le cose e fa diventare pazza una persona. Perché queste cose non si fanno, né si tocca i bambini, nemmeno si mettono delle zinzane per i mariti e con i figli, perché questa cosa non si dovrebbe succedere, perché siamo nel 2022 e ancora succedono delle cavolate incredibili che questo non dovrebbe succedere. Esatto, continuiamo con Cicciuzzo che ha chiuso la linea della telefonata in diretta che c'era. Perciò, allora, scusate per l'interruzione, mi è arrivata una telefonata di un amico e ci ha detto che non ci sono. Però come quello che mi è successo a me, che mi è successo dopo 16 anni di convivenza che ho fatto con questa persona, e non mi vergogno a dirlo che è vera la verità, non mi vergogno, la mia compagna, e lo dico apertamente, dopo che mi ascolta, perché vuole dire che una cosa che non è vera, è vero. Anzi, si deve vergognare della faccia quando esce dalla strada questa persona. A cui si è pigliato un pezzo di drogato a me dicono, drogato a cui che si è pigliato, non se ne permette perché io vi ringrazio che l'hai pulito, guarda, guarda. Non c'è niente, io tutto pulito, e come no, garantito, guardate, per questo posso garantire io che Cicciuzzo non c'è neanche una puntura di iniezione nelle natiche, figuriamoci nelle braccia. Pensa a questo, certo, pensa a questo. Va bene. Cioè, praticamente quando nel 2006 è rientrato da casa mia, che io quando mi sono conosciuto nel 2006, quando li ho visto, non per disprezzarla, perché dell'amore di Dio io non si disprezza mai nessuno e manco si deve mai giudicare nessuno perché è giusto così. Però quando l'ho preso dalle mani della faccia di sua madre, questa vecchietta di sua madre, quando sono rientrato dice, ma questa è tua madre? Ma che brutta l'aria, brutta come la carta, mamma mia, ma tu non mi va a cari io qua. Quando io sono entrato, cioè, non pareva che una persona di questa, poi quando sono preso questa persona, ma sono portato a Campobello, dai miei genitori a convivere, la pigliavo dentro la casa insomma, che era uno straccio, una pezzente, uno straccio. E sua madre ci capitava colpa di coltello dalla faccia, ci aveva tutta la faccia tutta spregiata questa picciotta. E dice c'è quello che ti pista, dice, mia madre quando era piccolina mi capitava con il coltello dalla faccia piccola. E dice, ma come mai? E ci ha fatto bruciare pure il braccio con l'acqua cavura, cioè aveva tipo qua, nel braccio qua, c'aveva tipo una cosa tipo cavalluccio marino. Era una bruciatura dell'acqua e della bottiglia che ci tirava l'acqua bollente a sua figlia quando era piccolina. Beh, vedi che immagine che è chissà. Purtroppo sono cose che succedono e quindi dobbiamo essere forti. E c'ha l'orecchio così, che c'ha la faccia come un topo sua madre, faccia di surci. Babbo, va, non ci pensiamo più. Va bene amici, abbiamo parlato di un altro argomento. Questo è tutto per il momento. Un grosso saluto da Alberto, da Cicciuzzo e da Nicola. Ciao. A dopo. Chi sei brutta cattiva, vecchia cosa inutile. Oh yeah!